Grazie Presidente. Finalmente quindi abbiamo all'ordine del giorno e andremo a votare questo piano dell'energia delle fonti rinnovabili, il PERFER, il primo piano della nostra Regione. Si tratta quindi di un piano delle energie rinnovabili. Abbiamo gli obiettivi che sono fissati per il 2020, obiettivi che derivano dal diritto, dalle norme europee. Siamo al 2017. I dati del piano sono del 2012 e mancano solo 3 anni all'obiettivo appunto del 2020. Quindi arriviamo un po' tardi, siamo quasi al limite. Abbiamo una legge che prevede questo tipo di pianificazione, che è la legge regionale 25 del 2000, e questi primi passi per quanto riguarda la programmazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili partono dal 1997 con il protocollo che è stato sottoscritto dalle varie stati nazionali a livello mondiale a Kyoto. L'obiettivo assegnato all'Italia è del 17% del fabbisogno nazionale. Nel 2012 c'è stato un decreto ministeriale che ha stabilito gli obiettivi per le regioni, il cosiddetto burden sharing, e sono passati 5 anni però. Il piano, come è stato ricordato anche dal relatore, che è detto PERFER, è adottato dalla Giunta nel 2013, ma i dati sono del 2012, sono vecchi quindi di 5 anni, poi con la nona legislatura è decaduto perché nella nona legislatura non è stato portato in tempo utile al voto dell'Aula, quindi è stato riadattato ed eccoci qui alla 10ª legislatura. È un piano di carattere programmatico che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione regionale in materia di fonti energetiche rinnovabili, di efficienza e di risparmio energetico. Quindi un bel appuntamento sicuramente. Gli obiettivi che dobbiamo raggiungere secondo gli accordi internazionali entro il 2020 sono il famoso 20-20-20, però già abbiamo adesso la nuova roadmap per il 2030 con l'obiettivo 40-40-27. Il primario obiettivo del burden sharing affidato all'Italia è del 17%, ma il Veneto ha l'obiettivo del 10,3%. È stato ricordato che siamo al 9,7% dati 2012. Il secondo obiettivo, molto importante, è quello della riduzione dei consumi energetici del 20% e infine, terzo obiettivo, l'aumento dell'uso e dell'utilizzo dei biocarburanti. È un piano che, a mio avviso, poteva, a nostro avviso, essere più ambizioso per quanto riguarda il risparmio energetico. Punta molto sull'energia rinnovabile da biomasse, io dico anche troppo, che come sappiamo hanno purtroppo degli effetti collaterali molto pesanti in termini di inquinamento dell'aria e di conseguenza anche effetti sanitari. È un modo, diciamo, inadeguato per arrivare agli obiettivi del 2020. Ma vediamo quali sono gli effetti collaterali delle politiche di questo piano. Allora, ho citato le biomasse, questo è il punto cruciale. L'inquinamento che le biomasse, l'utilizzo di biomassa produce all'aria è un inquinamento importante ed è soprattutto di polveri sottili, ma non solo, ci sono anche altre componenti più subdole. E su questo bisogna ricordare una cosa che in quest'Aula ha già ricordato, purtroppo siamo stati, come Stato membro Italia, per quanto riguarda la direttiva sulla qualità dell'aria, siamo già stati condannati nel dicembre 2012, nel luglio del 2014, siccome non abbiamo risolto questi problemi di inquinamento, la Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione che è ancora in corso. Dobbiamo stare molto attenti perché con la condanna del 2012 non ci hanno sanzionato, però le sanzioni arrivano a norma del diritto europeo in caso di recidiva. Adesso ci stanno facendo il secondo processo, ovvero la nuova procedura di infrazione. Se ci beccano con un'altra condanna... Collega Zanoni, solo un secondo, sono in fase di distribuzione gli emendamenti del correlatore che sono comunque ispirati da Zanoni. Se nessuno ha nulla in contrario do 10 minuti di tempo per eventuali subemendamenti. Sono 12 emendamenti. Sì, stavo dicendo che in caso di recidiva, di nuova condanna, le sanzioni saranno salatissime, si parla di cifre da 1 miliardo in su. Abbiamo poi avuto
un rapporto dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, è un rapporto di fine dell'anno scorso, 2016, che si occupa ogni anno di monitorare gli effetti dell'inquinamento dell'aria sulla salute dei cittadini europei. Siamo a quasi 500.000, dati 2015, di cittadini europei morti prematuramente a causa dell'inquinamento dell'aria. Quelle assegnate all'Italia sono 91.000, in crescita rispetto a quelli valutati l'anno prima, che erano 84.000. Quindi purtroppo in termini di conseguenze sanitarie per l'Italia ci sono dei peggioramenti, e lo dice l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Dopodiché c'è uno studio molto importante, è stato pubblicato a fine anno, è dell'Università di Torino in collaborazione con altre università, e riguarda uno studio sugli effetti dei bambini a causa dell'inquinamento dell'aria, che mostra purtroppo danni al sistema del DNA. Quindi sono dati molto recenti e molto preoccupanti. A questo va aggiunto che la situazione, mi abbasso un attimo e poi mi rialzo perché devo leggervi dei dati, la situazione per quanto riguarda l'aria in Veneto, lo sanno tutti, penso qui presenti, è veramente molto preoccupante. I dati che riguardano la giornata di ieri parlano di superamento della soglia dei 50 microgrammi, che è la soglia di legge della direttiva europea e delle nostre leggi statali, ma addirittura della soglia di emergenza dei 100 microgrammi a metro cubo. Pensate che l'unica città che è sotto i 100, ma che comunque ha superato i 54 microgrammi, è Belluno. Poi abbiamo con 181 microgrammi Arcella a Padova, a Rovigo abbiamo 172 microgrammi, a Treviso 185, poi abbiamo a Bissuola, Venezia 188, a Verona abbiamo 132 microgrammi e Vicenza 157. Quindi purtroppo vediamo che, vuoi a causa delle condizioni meteo perché non piove, ma soprattutto a causa di questa conformazione della regione, della nostra regione, abbiamo una presenza di queste polveri molto importante, e quindi il fatto di puntare molto e incrementare l'utilizzo delle biomasse creerà ulteriori effetti negativi. Pensate che ci sono molti camini aperti per queste caldaie che non hanno filtri, e io penso che dovremmo puntare a incentivi, ad esempio, per la loro rottamazione e sostituzione con caldaie a biomassa più efficienti. Dovremmo puntare di più sull'efficienza. Pensate che oggi chi ha una caldaia a metano, e qui non parliamo di rinnovabili, ma parliamo comunque di un combustibile sicuramente più pulito, è sottoposto al controllo biennale, deve fare l'analisi dei fumi in uscita, ci sono anche delle sanzioni se uno non è in regola. Per quanto riguarda invece il caminetto o la stufa, c'è il camino aperto e non ci sono appunto tutti questi vincoli previsti invece per chi ha la caldaia a metano. E consideriamo, ed è molto importante dirlo questo, che una caldaia a metano di pari potenzialità con una a legna inquina 10 volte di meno. Quindi io credo che bisogna molto puntare all'aiuto delle tecnologie che ci aiutano ad abbattere questo tipo di inquinamenti, aggiornare queste tecnologie e quindi dobbiamo contribuire a un utilizzo di biomasse che però non aumentino ancora questo inquinamento. Quindi va bene alle biomasse di qualità, io ho letto i documenti che il Consorzio ci ha mandato, sicuramente questo va bene, però puntare soprattutto sulle biomasse porta questi effetti collaterali che nessuno può smentire. Naturalmente servono anche dei controlli in questo settore, perché ricordo a tutti ci sono stati sequestri di pellets che noi importiamo anche, recentemente ce ne sono stati nel 2016, negli anni scorsi ce ne sono stati di ingenti quantità provenienti, mi pare di ricordare, dalla Lituania, dove sono state trovate anche presenze di radioattività. Poi abbiamo le centrali idroelettriche. Anche qui dovremo porre maggiore attenzione e congelare le nuove autorizzazioni, perché abbiamo delle procedure
aperte con l'Unione Europea, perché andiamo a rovinare i corsi dei fiumi. Spesso diventano solamente delle speculazioni finanziarie, perché molto redditive grazie appunto agli incentivi, ma che portano dei vantaggi minimi anche in termini di quantità di energia elettrica. Qui dovremmo stare più accorti, abbiamo problemi con la normativa a causa del minimo del flusso vitale che spesso non viene rispettato, abbiamo il degrado del paesaggio montano, la provincia di Belluno, ma adesso anche quella di Vicenza, è in particolare la più colpita da questo tipo di investimento, e abbiamo purtroppo migliaia di metri cubi di cemento in aree che spesso sono tutelate da vincolo idrogeologico, tutelate dalla rete Natura 2000, e quindi abbiamo anche un degrado del paesaggio montano. Quindi su questo ho presentato diverse interrogazioni, ma non solo il sottoscritto, ce ne sono veramente molte anche nella precedente legislatura da parte di altri colleghi. Quindi anche qui bisognerebbe fare, a mio avviso, molta attenzione a come si andrà ad operare, soprattutto col regime delle autorizzazioni. Il collega prima Conte ha ricordato il biogas. Io vorrei a questo punto, non mi dilungo, mi soffermo solo su un altro effetto collaterale. Il biogas comporta l'utilizzo di scarti che poi creano un sottoprodotto che è il digestato. Ecco, anche qui bisognerebbe stare attenti all'utilizzo di questo biodigestato, aumentare le tipologie di controlli, perché anche qui si sono verificate anche nella nostra regione, ricordo un caso di qualche anno fa a Trebaseleghe, dove c'è stata una moria importante di bovini, mi pare una novantina, a causa del botulino. Botulino che si è visto da studi effettuati in Germania è presente soprattutto nei campi dove da anni viene distribuito il digestato, che è questo scarto, che evidentemente in alcuni casi non è ben fermentato e può creare questi problemi. Per quanto riguarda il fotovoltaico, sicuramente è l'energia in assoluto preferibile, perché è quella che crea meno effetti collaterali. Abbiamo una regione piena di tetti vuoti, dovremmo puntare a installare più impianti fotovoltaici. Naturalmente c'è un effetto collaterale che è quello del consumo del suolo nel momento in cui questi impianti vengono fatti a terra, però la nostra regione si è dotata di una legge per limitare nella precedente legislatura questo tipo di impianti. Adesso ci sono delle tecnologie anche per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici che riescono a recuperare tutte le materie e quindi a ridurre quell'impatto negativo di questa tecnologia di fine vita dell'impianto. Ci sono altri punti deboli. A mio avviso dovevamo puntare molto di più sulle tecnologie da sviluppare, sulla ricerca scientifica. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese che hanno fatto dei passi da gigante su tecnologie relative alle fonti rinnovabili. Come Veneto abbiamo prodotto delle tecnologie che sono state utilizzate poi nei satelliti dell'ESA e di NASA, quindi veramente molto sofisticate. Avevamo delle eccellenze per quanto riguarda il fotovoltaico e abbiamo visto diverse imprese chiudere negli anni. Abbiamo visto anche delle partnership di alcune aziende, mi riferisco ad esempio a un'azienda del Monte Bellunese, che ha brevettato dei pannelli fotovoltaici flessibili con un spessore di pochi millimetri, adattabili quindi anche a mezzi, autoveicoli, motoveicoli, e questo ha dovuto andare nell'est, nell'Asia a fare determinati contratti di partnership, perché qui non ha trovato purtroppo il terreno fertile. E a mio avviso dobbiamo puntare di più sull'alta efficienza energetica. E puntare su queste tecnologie vuol dire poi anche brevetti, vuol dire anche avere, per quanto riguarda la nostra economia, delle aziende che possono avere delle esclusive importanti anche per tutto il mondo economico e quindi anche del lavoro. Bruciare il legna effettivamente è un po' limitato per una ragione come la nostra. Sicuramente abbiamo queste disponibilità, ma dovremmo essere, a mio avviso, più ambiziosi. E naturalmente i fondi dovrebbero essere maggiori
E per quanto riguarda poi, io questo documento me lo sono studiato, me lo sono letto, devo dire che a volte ho passato alcune pagine abbastanza in velocità perché si tratta di una risma di carta, io penso che siano, tra l'altro sono fronte e retro, siamo sulle 1000 pagine, in un documento molto corposo, molto corposo. Tanto di cappello per i tecnici e funzionari che l'hanno fatto, come contenuti sicuramente è stato fatto in maniera completa e fatto bene. Naturalmente restano i problemi della vecchiaia che questo documento che approviamo adesso già ha, perché non nasce oggi, nasce, come dicevo, nel 2012. La valutazione ambientale strategica, anche questa è stata fatta nel 2014, però i dati sono 2012, anche le consultazioni sono datate. C'è stato sicuramente un buon coinvolgimento del pubblico e un'attenzione da parte dei cittadini veramente molto elevata, come, anche se magari adesso a noi non pare che ci sia stata molta attenzione da parte dell'opinione pubblica, ma le osservazioni, come dice il piano, sono state ben 5.300. È da chiedersi che tipo di valutazione c'è stata in queste osservazioni, se si è tenuto conto, probabilmente non di tutte. In audizione, il 31 marzo 2016, i rappresentanti di Lega Ambiente ha sollevato il fatto che era inserito come impianto che produceva energia ancora la centrale di Porto Tolle. Questo a dimostrazione che il piano riportava dati vecchi. Naturalmente è stata cura dei funzionari e dell'assessorato fare quelle correzioni per togliere queste realtà che appunto non esistevano più. Credo che anche la direttiva europea Zero Energy Building, la 2010-31, sull'efficienza energetica negli edifici, che prevede l'obbligo del raggiungimento di standard energetici elevatissimi per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici a partire da fine 2018, meritasse, secondo me, maggiore attenzione. Le incentivazioni poi, ma questo è un compito della Regione ma anche dello Stato, dovrebbero essere mirate e lo Stato dovrebbe sicuramente fare meglio su questo, ma la regia della Regione doveva guardare meno alla legna e più alla tecnologia, alle fonti rinnovabili che non hanno effetti collaterali. Se pensiamo all'obiettivo rinnovabili 2030, pari al 40% dei rinnovabili per l'energia, e se continuiamo su questa strada per quanto riguarda le biomasse, arriveremo a un Veneto affumicato, perché produciamo di più con biomasse, ma l'ambiente è sempre quello, i problemi dell'ambiente sono sempre quelli, la popolazione è sempre quella, sempre se non aumenta, e pertanto avremo ancora problemi in aumento per quanto riguarda quegli aspetti che vi dicevo. Guardate, l'altro lunedì, non questo, l'altro, assieme anche a qualcuno di voi, eravamo a Belluno alla onoranza funebre del collega che è scomparso e siamo tornati a casa, era quasi tramonto. Lo scenario che avevamo lì era di montagne, cielo azzurro. Al ritorno, a livello di Vittorio Veneto, l'autostrada sfocia nella pianura. Ecco, erano le 4, 3 e mezza, 4 di pomeriggio. Lo spettacolo era di una fascia, un materasso alto, io penso 200-300 metri, che era tra il grigio e il rosso, e poi sopra c'era l'azzurro. Cioè un materasso di inquinamento veramente da brividi, proprio molto preoccupante. Sugli effetti collaterali delle fonti rinnovabili se ne è occupato anche il Parlamento europeo e la Commissione europea. Nel 2013 ha deliberato degli indirizzi per gli Stati membri tali da fare in modo che in ogni realtà vengano bloccati e eliminati gli incentivi per quelle fonti rinnovabili che hanno creato degli effetti collaterali, che hanno creato problemi ambientali. Quindi anche l'Unione Europea si è accorta che certi impianti hanno creato problemi di più rispetto ad altri. Ad esempio, un problema che noi non abbiamo in Veneto è quello dell'energia eolica, dove in alcune regioni sono andati veramente alla grande, rendendosi conto di aver creato grossi problemi anche al paesaggio.
Quindi è un piano questo per quanto riguarda le biomasse che poteva andare magari benissimo per la Toscana, la Val d'Aosta, la Liguria, dove non hanno problemi di inquinamento dell'aria, ma qui da noi va sicuramente molto peggio. E ho presentato, vabbè, avete visto pochissimi emendamenti, sono meno di una quindicina, per cercare di migliorare, modificare alcuni aspetti, anche se veramente, ne parlavo anche con alcuni colleghi della Commissione, effettivamente è difficile incidere su un lavoro di questa mole, veramente difficile. Quindi a mio avviso è un'occasione persa per un Veneto più green, tecnologico, sostenibile e anche competitivo, più pulito e più salubre. Il lavoro fatto è sicuramente importante, vanno ringraziati tutti gli addetti che vi hanno lavorato, che hanno fatto le consultazioni, l'assessorato e quant'altro. Resta il fatto che sui contenuti, sugli obiettivi, diciamo così, a mio avviso si poteva, e a nostro avviso si poteva fare sicuramente meglio e di più.